Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di Orcs Must Die 2, un nuovo titolo che praticamente si ritrova immediatamente dopo il primo capitolo, che avevo già iniziato all'interno del canale. Un gioco che mi ha appassionato davvero molto, è abbastanza carino, nel quale ritroviamo un nostro fantastico arcimago alle prime armi che si ritroverà a scontrarsi contro una sorta di orda di zombie che continuerà ad attaccare le sue postazioni magiche. E questo nostro arcimago, praticamente addestrato da uno dei famosi maghi al mondo, dei più famosi maghi al mondo, si ritroverà a scontrarsi con tutti gli strumenti magici che disporrà e che probabilmente potremo acquistare all'interno della nostra carriera. Comunque, vediamo un po' che cosa offre questo nuovo titolo. Innanzitutto una varia scelta di personaggi, non ci sarà solo il nostro mago guerriero, bensì la fantastica strega dagli occhi castani, le piace avere il controllo della situazione e dà il meglio negli attacchi a distanza, utile. Invece il nostro caro mago guerriero gli piace uccidere gli orchetti, resistente e ottusamente coraggioso. Io direi ragazzi questa volta di utilizzare la strega, visto che abbiamo utilizzato il fantastico mago guerriero all'interno dei gameplay precedenti, e quindi il nostro eroe quest'oggi sarà la fantastica strega. E gli diamo il nome, vediamo un po', Lady Edward. All'interno della sezione principale del menu campagna, come potete ben vedere, disponiamo di un'unica sezione nella quale possiamo giocare, perché ovviamente ci ritroviamo all'interno della versione demo, come ci ricorda la scritta accanto, solo versione completa, però possiamo cimentarci abbastanza all'interno di questa prima fase del gioco per vedere un po' le novità. Allora, vediamo un po', la difficoltà disponibile mago guerriero, apprendista ed incubo, ovvero facile, medio e difficile. Io direi di cimentarci con un'abilità abbastanza media, non intraprendiamo delle strade abbastanza ardue, quindi utilizziamo la difficoltà media. Modalità di gioco, ovvero storia, e iniziamo quindi la prima missione al limite. Allora, vediamo un po', giochiamo. Vediamo un po'. Allora, aiuto, obiettivo, valuta, barra dell'equipaggiamento, contatore d'ondate, punti di breccia. Abbiamo un po' una sorta di definizione un po' più ampia, quindi una sorta di suggerimento un po' Dovevo generale. finire così. Intrappolata, circondata, senza i miei poteri. Meritavo molto di più. Stavano venendo per me. Una volta ero la loro regina. Ora sarebbero stati la mia morte. Poi dal nulla una nuova breccia. Era diversa, fragile. Ho sentito una fonte di potere quasi impercettibile, insufficiente a controllare un solo orchetto. Eppure la breccia mi offriva una via di fuga. Appena l'ho attraversata, l'ho visto, proprio di fronte a me, con quel ridicolo ghigno sulla faccia. Potevo dirgli soltanto una cosa. Corri! Bene ragazzi, ci ritroviamo direttamente all'interno del nostro campo di battaglia, all'interno di un personaggio abbastanza strambo. Infatti, se potete notare, questa fantastica strega con la quale ci stiamo muovendo all'interno di questa fantastica miniera che sarà il nostro campo di battaglia per i prossimi 10 minuti, era praticamente la nostra antagonista all'interno del capitolo precedente, e adesso praticamente i suoi orchetti l'hanno abbandonata e ha trovato rifugio all'interno di questa fantastica miniera di cristallo. Allora, là c'è un po' di luce, quindi fantastico, ci troviamo un po' a nostro agio. Per chi non avesse visto il capitolo precedente, l'obiettivo ragazzi è sempre lo stesso, ovvero all'interno di questa fantastica mappa continueranno a uscire numerosi orchetti, probabilmente da questa fonte di mana inesauribile, e cercheranno di distruggere un eventuale portale che è indicato dal numeretto in alto a destra, ovvero il suo potenziale difensivo, ovvero quanti orchetti potrà assorbire prima di andare distrutto e distruggere anche la nostra piccola eroina. Come potete ben vedere all'interno del nostro grimorio l'equipaggiamento della nostra piccola eroina, possiamo notare le trappole iniziali e quindi qualche novità all'interno di questo nuovo capitolo. È il fantastico scettro del dominio, ovvero l'arma base della nostra ragazzetta, e la bocchetta gelata, vediamo un po', congela i nemici, si ricarica dopo l'azione, e lo schizzacido sui nemici che passano vicino, si ricarica dopo l'azione. Ovviamente con l'avanzare del gioco si ritroveranno molti ma molti più orchetti, tipologie di orchetti si intende. Guardate un po', questo è il primo, leggero orchetto che ha il cervello di una gallina, perderebbe anche a dama con una gallina. È un bruto che praticamente avanza senza esitazioni e non pensa a farsi uccidere.
e ovviamente il guerriero medio orchetto, un po' più corazzato però, che non crea tanti problemi all'inizio. Allora, io direi che l'unico metodo per farli fuori immediatamente è quello di costruire le nostre trappole. Esistono due tipi di trappole, le trappole a muro e le trappole praticamente, come possiamo chiamarle, terrene, che possono essere posizionate sul terreno. Come questo congelatore virtuale, eccolo qui, possiamo posizionarlo in modo tale da congelare i nostri avversari nel momento in cui attraverseranno questi 3 refrigeratori. All'interno di questo gioco sono disponibili dei punti gold che verranno raccolti all'interno del nostro menu in basso a sinistra. Più punti gold avremo, più trappole potremo acquistare, quindi più difese potremo avere. Allora, vediamo un po', possiamo posizionare anche qualche altra trappola schizzacido all'interno di questo ultimo, chiamiamolo così, di questo stand, e un ultimo refrigeratore vicino a queste rotaie. Esistono anche delle pozioni della vita per recuperare la nostra vita e anche il nostro mana che è in basso e in alto a sinistra, come potete ben notare. Scateniamo l'orda, ragazzi, vediamo un po' che cosa presenta il nostro nuovo titolo. Vediamo un po'. Allora, ecco che probabilmente usciranno di qui questi fantastici orchetti. Vediamo un po' qua gli stronzetti. Guardate lo schizzacido come inizia a falciare i nostri stronzetti con un po' di acido, vediamo, deteriorante sulla pelle. Guardate qua, questa prima orda è abbastanza semplice da far fuori, infatti non è che sono molto impegnativi. Esistono anche delle serie di uccisioni, più serie di uccisioni faremo ovviamente più oro guadagneremo, come ovviamente all'interno del capitolo precedente, e a quanto pare è stato migliorato probabilmente per quanto riguarda queste nuove tematiche di gioco, come le nuove trappole, ovviamente come le nuove ambientazioni, come doveva essere ovviamente. Allora, vediamo un po'. Come vi ricordo, questa è la demo del gioco. Il gioco uscirà a breve o addirittura è già uscito, non lo ricordo bene. Comunque mi sembra che si ritrova al prezzo di circa 13 euro, abbastanza conveniente. Se vi piace la serie io vi direi di acquistarlo per passare diverse ore a fare fuori queste fantastiche orde, perché con l'avanzare del gioco troverete ovviamente nuove mappe, nuovi livelli e sarà molto ma molto dura avanzare. Quindi serie di uccisioni 6, 36... Cosa è successo? Ah, una pozione di mana appena a terra, 36 punticini di oro per la nostra fantastica personaggina. Può anche ricaricare la sua bacchetta al massimo per far fuori direttamente un orco tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. E a quanto pare non è che sono molto impegnative queste orde, vedete un po', questi stronzetti non è che sono molto intelligenti, si fanno avanti come tanti stupidi e non sono completamente intelligenti. Però stiamo attenti a questi carrelli che continuano a scendere, perché possono farci fuori anche noi stessi, possono fare fuori anche noi stessi. Allora, vediamo un po', prendiamo questa bella pozioncina di mana, non ne abbiamo bisogno. Cos'è questo? È un tasto, vediamo. Possiamo attivarlo. Come vi dicevo, esistono degli elementi attivi e passivi all'interno del gioco. Attivi ovviamente sono queste fantastiche trappole che ritroviamo alla nostra destra e ovviamente anche la nostra piccola eroina. Ma anche degli elementi passivi, ovvero possiamo utilizzare l'ambiente circostante a nostro vantaggio, come i carrelli che scendono qua giù possono distruggere gli eventuali orchetti. Come avete ben potuto vedere, quel piccolo pulsantino era un cambio direzionale della ferrovia che praticamente cambierà l'ondata dei carrelli nella direzione in cui vogliamo spedirli, per avere più un aiuto, quindi un supporto morale più che un vero e proprio attacco. Attenzione! Ehi! Guardate questo stronzetto. Vabbè, all'inizio è un po' sempliciotto, più avanti diventerà molto ma molto più complicato. Eccolo qua. Ok, vediamo un po', abbiamo perso un po' di vita, quindi possiamo ricaricarla immediatamente. Ecco qua, potete vedere l'effetto delle trappole. Guardate qui, i nostri nemici congelano come tanti stronzetti, gli congeliamo le chiappe e non hanno più scampo. Vediamo, eccoli qua. Vorrei vedere più le nuove ambientazioni, infatti già il dettaglio grafico è soddisfacente, sto giocando praticamente con tutte le qualità al massimo, compreso l'anti-aliasing, e il dettaglio grafico praticamente non è di. Allora, come potete vedere possiamo scatenare una nuova orda. Le trappole disponibili sono sempre le stesse. A quanto pare gli stronzetti che arriveranno avanti saranno sempre gli stessi, a meno che non cambieranno. Comunque all'interno del capitolo precedente era disponibile anche una personalizzazione del personaggio secondo le sue abilità, ma a quanto pare sarà disponibile all'interno di questo capitolo nel momento in cui andremo avanti nel gioco. Comunque vediamo un po' la prossima orda che arriverà, sempre i soliti stronzi. Ed eccoci ragazzi, dopo aver ucciso innumerevoli ondate di orchi, scusate, ci ritroviamo alla vittoria, quindi con 23.235 punti, e abbiamo guadagnato nuovi teschi che
verranno utilizzati per andare avanti ovviamente all'interno della nostra campagna. E a quanto pare inizieremo con trappole abbastanza sempliciotte per sbloccare delle trappole più complete. La trappola di punta era disponibile anche all'interno del capitolo precedente, comunque vediamo un po', possiamo spendere anche i nostri teschi per acquistare o potenziare trappole e armi, guadagna nuovi teschi superando i livelli, apri il grimorio quando vuoi, sviluppa il tuo personaggio. Allora, vediamo un po' il nostro grimorio. Ecco qui ragazzi, questa è una nuova praticamente funzionalità, anzi già era disponibile, però è molto più dettagliata. Vediamo un po', possiamo modificare il nostro equipaggiamento, potenziando ovviamente le nostre trappole. Vediamo un po', possiamo anche potenziare le nostre armi. Ci sono presenti tante tipologie di armi. Questa era una cosa che mi era appunto sfuggita. Vedete un po', esistono molti amuleti che possono aiutare il nostro personaggio. Alcuni sono ripetuti, come per esempio il bracciale di fiamma, la balestra, il bastone e l'anello mutaforma che erano presenti, e l'amuleto di ghiaccio che erano presenti anche all'interno del capitolo precedente. Però ce ne sono di nuovi da scoprire e ovviamente studiare. Possiamo vedere che è disponibile anche la modalità trappole. Vediamo un po' quali trappole sono disponibili. Allora c'è la falciatrice, far roteare e volare i nemici. Vediamo un po' l'autobalista che già era disponibile, il barile esplosivo, la barricata, caduta massi, questo è fantastico, lascia cadere grandi massi sui nemici e si ricarica dopo l'azione. Distruttore di barili, brucia pavimento, forgia monete, esca, fulminatore e così via ragazzi. Avrete una vasta scelta di trappole, guardate un po' quanto sono davvero numerose e potrete divertirvi per diverse ore. Allora vediamo un po' di oggetti magici cosa è presente. Allora gli oggetti magici hanno delle abilità passive e attive, prendiamone ad esempio uno. Gingillo di ricarica, le trappole si ricaricano più velocemente, attiva, ricarica tutte le trappole ma ti costa un po' di mana ovviamente. Vediamo un po' per quanto riguarda gli articoli di lusso. In esilio, questo completo praticamente l'equipaggiamento estetico del nostro personaggio che lo renderà unico ed inimitabile. Bene, il gameplay ragazzi è terminato, perché probabilmente possiamo riprovare sempre la stessa mappa, però sarebbe solo una perdita di tempo, andremo a sbloccare le nuove trappole all'infinito. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, come al solito vi invito a lasciare un voto, magari un commento per farmi sapere il vostro pensiero, quindi la vostra opinione su questo nuovo titolo. Ciao a tutti ragazzi!